Saranno complessivamente 14, di cui 3 nuove le tratte che la compagnia irlandese Ryanair nella prossima stagione estiva effettuerà da e verso i tre scali calabresi. Ad annunciarlo nel corso di una conferenza stampa alla Mezzia Terme i vertici della Ryanair e Arturo De Felice, presidente della SACAL. È una svolta epocale, l'aeroporto di Reggio avrà per la prima volta una vera low cost, soprattutto potrà di nuovo recuperare utenza dal messinese. La Mezzia si potenzierà ulteriormente col volo per Malta e Crotone resterà aperto nonostante le enormi difficoltà che la SACAL ha incontrato, rilevando Reggio e Crotone da 2 fallimenti. De Felice, alla guida della SACAL dopo l'azzeramento dei precedenti vertici a seguito dell'operazione Omenidi, sottolinea il lavoro svolto dalla società per il sistema aeroportuale calabrese. Io ho sempre parlato poco, ho ascoltato tanto, forse troppo, perché ho sentito dire delle cose assolutamente assurde sulla gestione della società, che oggi ancora una volta ha ribadito la sua efficienza, la sua trasparenza e la sua grande operatività e credibilità da parte di vettori aerei che con l'Alitalia che è tornata a pieno titolo sul Reggio, Ryanair che si conferma per i prossimi 3 anni, credo abbia dato delle risposte enormi, posso dire epocali, per il sistema aeroportuale della Regione Calabria.